a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata della seconda stagione di Ernestina dalla fine del mondo. Oggi, nella nostra rubrica Eccellenze Dolomitiche, voglio raccontarvi una manifestazione storica molto importante, il Palio. Forse tanti dei nostri ascoltatori qui su Radio AVM Voci delle Dolomiti, che ci seguono da tante parti del mondo, quando sentono dire Palio pensano a quello di Siena. Ma questa volta vi parlerò di uno ugualmente speciale e storico, il Palio di Feltre. Sulla nostra trasmissione abbiamo già visitato tante volte la bellissima e antica città di Feltre. Abbiamo scoperto lo straordinario santuario dei Santi Vittore e Corona, lassù in Monte Miesna. Anche è stato il posto di partenza di tante storie di immigrazione che avete sentito in questo anno di programma. E ora invito i nostri ascoltatori di tutta l'America e il mondo che ci stanno sentendo come tutti i sabati su Radio ABM a fare un salto nella storia. Accompagnatemi a scoprire un po' di più del Palio di Feltre, questa celebrazione che per alcuni giorni ci regala un'atmosfera medievale. Il Palio di Feltre è una tradizione popolare presente già da metà dello scorso millennio. Questa importante manifestazione si tiene una volta l'anno. Sono momenti molto sentiti dai cittadini della città. Il Palio è un evento unico che affonda le sue radici nel passato medievale della città ed è una manifestazione storica veneta di origine quattrocentesca, la quale ricorda l'entrata della città di Feltre nella Repubblica di Venezia. Si tratta di una rievocazione che richiama la tradizione medievale che istituisce il Palio, inizialmente per festeggiare l'arrivo dei Visconti di Milano, come signore della città, nel 1388 al posto dei Duchi da Carrara. In memoria della data in cui Feltre era entrata a far parte dei domini del duca, il 7 dicembre 1388, la comunità feltrina aveva stabilito che ogni anno, in quel giorno, l'intera città avrebbe dovuto festeggiare l'evento con una solenne funzione in cattedrale o nella chiesa d'Ognissanti, con la corsa dei cavalli in un palio. Il premio, ricordando gli antichi statuti, era di 15 ducati d'oro. Nel 1402 morì improvvisamente per la peste il duca di Milano, tornando allora ai conflitti nella terra veneta. Da Carrara i membri della famiglia ducale rivendicarono infatti il possesso di Feltre, ma alla fine, il 15 giugno di 1404, la Serenissima Repubblica di Venezia ottenne spontaneamente la dedizione di Feltre. Al fine di mantenere viva la memoria della donazione, si fissò che negli anni successivi, ogni 15 agosto, si svolgesse una processione e si corresse un palio di 15 ducati d'oro. Le feste che ricordano l'entrata di Feltre nella Repubblica di Venezia furono soppresse con l'arrivo delle truppe di Napoleone. Il palio fu fortunatamente ripreso nell'anno 1979, in occasione del sesto centenario della nascita di Vittorino da Feltre. Da lì in poi si tiene ogni anno durante il primo fine settimana di agosto. Allora, dal 1979, la città di Feltre rinnova i festeggiamenti antichi e celebra la sua spontanea dedizione a Venezia nel lontano 1404. Ma non è solo una rievocazione della cerimonia, è ancora di più. È il lavoro di tanti volontari di un'intera città che lavora con passione e amore per una tradizione che ha profonde radici nella propria storia, nella propria identità. Il Palio di Feltre è una tradizione medievale, una storia lunga 600 anni che mette in competizione i diversi quartieri con giochi medievali e con un'atmosfera che si respira in ogni angolo della città. I quartieri della città in gara sono 4: Castello, Duomo, Portoria e Santo Stefano. Loro si disputano il possesso di 15 ducati d'oro cuciti su un drappo. Il Pallium Pictum è il palio, ossia il drappo con i 15 ducati che resta al vincitore come testimone della vittoria e che avrà l'onore di sventolare per tutto l'anno sul pennone della piazza maggiore del centro storico. Ma dal 1986 si aggiunge il drappo dipinto, che va affiancato al palio storico e che resta al quartiere vincitore. L'esecuzione del drappo dipinto è affidata ad artisti contemporanei italiani e stranieri rinomati. Parliamo un po' dei quartieri. Sono 4 e venivano controllati ciascuno da una famiglia patrizia. I quartieri rimasero in funzione fino all'arrivo di Napoleone, ma poi si riprendono col palio. Uno dei momenti speciali per i quartieri dentro il palio è il corteo, che veste d'antico la città. Tutti i 4 quartieri nella composizione del loro corteo fanno un preciso riferimento storico risalente al primo 400. Il corteo coinvolge centinaia di persone che indossano preziosi abiti in stile rinascimentale.
Loro regalano una panoramica stupenda e per un attimo ci sembra di essere dentro una città del Medioevo, con signori e signore indossando costumi antichi, decorati con perle e pietre preziose. Fastosi e unici, con stoffe di velluto e tanta creatività artigiana, fanno del corteo un ingrediente unico del Palio. Il corteo inizia la domenica mattina da Campo San Giorgio verso la cattedrale e il pomeriggio partono da lì fino a Civitavecchia. Ma le protagoniste del Palio sono le gare, anche 4 come i quartieri. Le gare del Palio sono staffetta, tiro con l'arco, tiro alla fune e corsa equestre. In quest'anno 2021, nuovamente il Palio, a causa delle restrizioni Covid, si è affiancato una nuova proposta per gli eventi palieschi. I quartieri si sono sfidati su Minecraft, un videogioco online. Il Palio di Feltre 2021 è stato anche una sfida virtuale, ambientata nel centro storico feltrino, realizzato con Alberto Bidinot come autore. Indirizzata principalmente al pubblico più giovane della città e non solo, offre un mix perfetto tra i tempi medievali e la tecnologia moderna e i videogiochi. Questa proposta continua nell'ottica di voler avvicinare il mondo del Palio alle generazioni più giovani e con lo scopo di promuovere la bellissima città di Feltre anche al di fuori del territorio. Una proposta senza dubbio moderna, originale e molto interessante che porta il Palio anche al mondo virtuale. Ma il Palio è già presente su internet tramite le reti sociali che ci hanno consentito a tutti noi, fuori dall'Italia, di poter vivere, anche se da lontano, l'atmosfera magica del Palio. Grazie alle trasmissioni in diretta e ai diversi video degli spettatori, abbiamo fatto un tuffo nei festeggiamenti. Come per esempio questo video che ci condivide la nostra amica Tiziana Fauro e le foto del nostro amico Giuseppe Dalia. Quest'anno il vincitore del Palio di Feltre è stato il quartiere del Duomo e ha chiuso il Palio 2021 con 33 punti, conquistando la sua 12ª vittoria. Al quartiere del Duomo è stato consegnato il drappo dipinto fatto dall'artista feltrino Luca Rento. Il Palio di Feltre è anche costruito sull'impegno, il lavoro e la passione dei 5 gruppi di sbandieratori e musicisti della città. La musica è anche una parte importante e vede come protagonisti principali, il sabato della settimana precedente alla corsa equestre, i 4 gruppi di musici e sbandieratori dei quartieri, noti come le Cernide, i quali si battono fra loro con spettacoli e prove di abilità per aggiudicarsi una menzione di merito nella sfida e per avere l'ambito titolo di campioni della piazza. Oltre a offrire musica e talento, loro segnalano ancora una volta il legame del mondo del Palio con le vicende della storia cittadina, dimostrando allo stesso tempo le proprie abilità e i risultati di un anno di sforzi di allenamento. I santi protettori di Feltre, Santi Vittore e Corona, vengono ricordati e a loro è dedicata una serata speciale con l'esibizione delle Cernide in costume storico alla funzione religiosa al santuario Basilica Minore. Come da tradizione, i 5 gruppi di sbandieratori e musicisti arrivano in sfilata al santuario dei Santi Vittore e Corona, dove viene celebrata una messa per rendere omaggio ai santi patroni della città. Dopo la celebrazione, che segna l'inizio dell'anno paliesco, viene effettuato il lancio di una bandiera all'interno della chiesa. Poi i 5 gruppi offrono uno spettacolo suggestivo nel chiostro del santuario. Il Palio di Feltre, come la nostra puntata di oggi, è giunto alla fine. Spero vi sia piaciuto questo piccolo viaggio dentro l'antico e famoso Palio di Feltre, una manifestazione culturale che non è un semplice evento, ma parte della storia e identità della città. Cari amici ascoltatori di Radio AVM Voce delle Dolomiti, vi aspettiamo la prossima settimana per continuare a scoprire insieme altre eccellenze. Intanto io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. E come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.